Ricordiamo che siamo in diretta su Sportisili, sul canale YouTube, per una partita importante, grande snodo della classifica per la Super Giovane Castelbuono, che può approfittare del pareggio dell'Atletico Club Palermo ieri in casa dell'Aspra. Prova ad approfittarne il Furgatore con questa palla in proposito da parte di Totaro, a cercare Stabile che la mette in mezzo. Opportunità ghiotta per il Furgatore con Spano che da due passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi, va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantus, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cirone, avanza Cirone, pallone dentro a cercare Totaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Furgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus, pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, Gallo, il pallone provato a cercare Grandis, mette il pallone, e 1-0 di Torres, Santiago Torres, la Super Giovane Castelbuono avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci, abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene. Intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della Super Giovane Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Furgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Arbitro, parte Cirone, il colpo di testa, gol del Furgatore, la riapre Totaro, gol del Furgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo, poi Suarez trova il pallone sul fondo, buona opportunità per Pardo da parte del Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina, Jantus va via e poi 3-1, Grandis, mette lui il punto esclamativo, Laureano Grandis. Ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus, conosciamo tutti le sue potenzialità ormai. Nuovo play del Furgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo, esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Finisce qui la prima partita del 2024, sorride la Super Giovane Castelbuono che vince per 3-1 contro il Furgatore.